di salto di corsa sul campo olimpico per vincere tutte le medaglie, no? Fare il primo, secondo posto, caldo, l'esperienza del 94, d'accordo con la Lega, peggio, non peggio, ma tempo duro, che cosa sono. Noi siamo sempre stati con lei, con voi. Siccome abbiamo memoria e volevamo Prego. Allora, Presidente Fini, un primo commento a questo punto sulla tornata amministrativa che si è chiusa. Siamo soddisfatti, nel senso che se si fa, come credo sia giusto fare, il conto di quante amministrazioni erano guidate da esponenti del centro-destra e di quante sono quelle che sono risultate dalle urne, il bilancio è positivo. Se lo si fa la prova al contrario, cioè quando la centro-sinistra campagnano, non possono cantare vittoria. Poi è anche vero che queste sono competizioni elettorali a doppio turno, quindi aspettiamo il 9 giugno, però davvero non riesco a capire come alcuni esponenti del centro-sinistra abbiano detto di aver vinto addirittura straordinario. Sulla riapertura del dialogo sociale, articolo 18, l'imminente convocazione dei sindacati a Palazzo Chigi. Imminente convocazione delle parti sociali a Palazzo Chigi, proprio perché il governo vuole continuare a dialogare, vuole riaprire il negoziato. Ovviamente porremo sul tavolo tutta una serie di argomenti, quindi mercato del lavoro, che vuol dire articolo 18, ma anche ammortizzatori, garanzie da estendere ai lavoratori e ai disoccupati, democrazia economica, mezzogiorno, delega per la riforma del sistema previdenziale, delega per la riforma del sistema fiscale. Poi se qualche parte sociale ci dovesse dire nemmeno ci sediamo al tavolo, credo che gli italiani in quella circostanza abbiano modo di capire con grande chiarezza chi è che vuole lo scontro e chi al contrario vuole fare le riforme. La pregiudiziale tra CGIL su uno stralcio completo, quindi non sarà minimamente accettato. Questo è un governo che non accetta pregiudiziali poste da soggetti con i quali vogliamo dialogare, ma dialogare non può significare accettare le condizioni che vengono poste. Il dialogo, se è costruttivo, significa che ognuno fa un passo avanti per comprendere le ragioni dell'altro e alla fine trova un compromesso, una sintesi, dà vita ad un avviso comune, ma se ci si chiede prendere o lasciare, non possiamo accettare. La nuova dimensione dell'Europa in virtù anche del grande trattato di pratica di mare. Sì, l'Europa comincia a battere i primi colpi anche come soggetto politico. L'Europa è già una grande realtà economica, abbiamo in tasca l'euro, il mercato europeo è un grande mercato, però si è sempre detto che l'Europa deve avere un protagonismo politico. Credo che prima la vicenda relativa ai palestinesi che si erano rifugiati nella Basilica di Betlemme, vicenda che si è risolta in sede europea e per forte decisione del governo italiano, poi il fatto che sia stato firmato a pratica di mare, quindi in Italia, un accordo addirittura storico tra la Nato e la Federazione Russa dimostra che c'è un'Europa protagonista e in questa Europa c'è un'Italia che certamente c'è e si fa sentire. Neanche un veloce da poco, sicuramente io lo spiego. Sì, grazie, arrivederci. Ci siamo. Sì. Sì, perfetto.